Portoghesi esclusi! Everybody get funky! Topping! Oh, oh, oh! Yeah, yeah! Topping! Oh, yeah! Cosa succederebbe se gli interessi della Sardegna dovessero entrare in conflitto con quelli del governo? Cioè, cosa succederebbe? Lei è pronta a contrastare il governo, Berlusconi, nel caso in cui da Roma ci fossero dei provvedimenti contrari all'interesse dei sardi? È una domanda retorica, perché io non solo sono pronto, ma andrei col coltello tra i denti a protestare e sarei pronto anche a incatenarmi. Però io sono sardo, amo la Sardegna e lavoro per la Sardegna. Urlano, strillano, corrono, mi vogliono obbediente, docile, spinto e come un burattino, mi vorrebbero guida, è vietato schiamazzar, è proibito brontolar, il bambino da ubbidir, fare i compiti e studiare. Portoghesiesclusi.net, il sito che può provocare gravidanze inattese.